Perché questo caso del Lazio sta facendo deflagrare la politica italiana? Perché ci sono alcune estremizzazioni di un fenomeno che c'è anche da altre parti. C'è da altre parti, c'è un po' dappertutto, c'è il nord, c'è il sud. Faccio un esempio. Allora, l'altro giorno il giornale di Sicilia ha pubblicato che in Sicilia hanno cambiato il sistema di pagare i deputati e quindi hanno cambiato le voci con cui venivano pagati, indennità, diarie, rimborsi, eccetera. A un certo momento c'erano 4.178 euro che venivano date per attività politiche, questa roba qui generica, in cui possono metterci dentro tutto. Le hanno spezzate, una parte, la metà esatta, va dentro la busta paga, e l'altra metà viene data così dai gruppi, a ciascuno deputato viene dato quindi 2.089 euro, quanti sono? A uno dice, eccoli qua i terroni. E poi leggi il Gazzettino di questa mattina e scopri che alla Regione Veneto ha fatto la stessa roba. Cioè alla Regione Veneto in aprile hanno fatto una delibera, tra l'altro quasi impossibile da trovare sul web, cioè alla faccia della trasparenza, dove succede la stessa roba, cioè ai parlamentari, ai consiglieri regionali veneti vengono dati ogni mese 2.150 euro e senza chiedergli neanche di rimborso spese, senza chiedergli neanche uno scontrino. Ma neanche uno dice portami delle ricevute, portami uno scontrino, zero. No? Allora è chiaro che in un contesto come questo, che riguarda un po' tutta l'Italia, alcune cose estreme di Roma, la festa con le ancelle, i maiali, questa cosa, e il Fiorito che va a fare, se ho capito bene, una vacanza in Sardegna che gli è costata 39.000 euro, se ho capito bene. Io non saprei neanche come fa uno a spendere, a meno che non si sia comprato una camera di un albergo, non lo so io. Un albergo. Leggere alcune cose che sono... Se dentro la politica ci metti tutto, ma c'è una cosa, oltre a questo che abbiamo sentito, proprio nel servizio l'abbiamo sentito stasera, che è interessante. C'è la Colosimo, credo che si chiami, è lei che è l'ex cubista, che adesso sta... Sì. Questa mattina a qualche parte, non ricordo dove, ha detto, dice, no, dice, ma non so, dice, penso di continuare con le imprese, perché questo ormai è il mio mestiere. Cioè, per loro è un mestiere. Non so se mi spiego. Per la signorina Colosimo, signorina, non so, è un mestiere. È un mestiere, può farlo con chiunque. Oggi lo fa con questo, domani lo fa con quell'altro. È un mestiere dove, a differenza degli altri mestieri, non occorre saper usare la pialla, non occorre saper usare il cacciavite, non occorre aver letto libri, non occorre sapere nulla, nulla. Ti pigliano e ti mettono là.